Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Dopo la frana, Niscemi rischia l'isolamento. L'esercito al lavoro per riaprire la bretella di collegamento con l'unica strada percorribile. Martedì prevista una mobilitazione dei cittadini. Canicattì torna in piazza per l'acqua. I residenti dell'Agrigentino, esasperati dai turni di erogazione sempre più lunghi, chiedono trasparenza sulla gestione del servizio idrico. I vescovi siciliani al fianco delle ONG che operano nel canale di Sicilia. Dalla politica, dicono, scelte disumane sui migranti. Ragusa si conferma la provincia siciliana con il maggior numero di stranieri entrati nel mercato del lavoro. Al secondo posto c'è Catania. Il video del cane catanese addestrato a buttare la spazzatura in una discarica non autorizzata arriva persino sulle TV inglesi e americane. In città e intanto sui social si scatena l'ironia. Il carnevale è in ritardo. Ad Acireale, a Sciacca e in altri centri siciliani continuano le sfilate dei carri allegorici costretti a rinviare gli spettacoli a causa del maltempo. Calcio, Palermo inarrestabile in Serie B. Rosanero con la vittoria per 3-0 contro il Sud Tirol inanellano il 14° risultato utile consecutivo e agganciano il treno per la promozione diretta. In Serie C, Catania in campo contro il Giuliano al Massimino, torna al successo il Trapani che supera per 2-0 la Cavese. Nel pomeriggio Sorrento, Siracusa. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale ancora con le vicende che riguardano Niscemi, dove ANAS ed Esercito sono al lavoro per garantire collegamenti sicuri. Già avviati i lavori di bypass sulla strada provinciale 111 che collegherà all'arteria provinciale 31. Arrivano intanto i primi contributi per gli sfollati. Il tema è quello di non rendere ancora più isolato il comune nisseno. Il servizio di Gerry Italia. Parte dal bypass sulla provinciale 11 la corsa contro il tempo per garantire un collegamento sicuro con Niscemi. L'ANAS sta lavorando a uno studio di fattibilità per nuove strade lontane dal fronte della frana, ma nel frattempo la SP11 resta l'unica via d'accesso al paese dal Nisseno. È stata riasfaltata, ma rimane sorvegliata speciale. 2 semafori intelligenti collegati a un sistema GPS segnalano in tempo reale eventuali movimenti dell'asfalto. Le provinciali 10 e 12 invece sono compromesse in modo irreversibile. I tecnici del tavolo permanente sulla viabilità parlano chiaro, non potranno mai più essere utilizzate, da qui la scelta di avviare i lavori del bypass che collegherà la SP11 alla SP31 per superare il tratto più esposto in caso di nuove emergenze. L'intervento è stato affidato al Genio Militare. 3 mesi di lavori con turni H24 serviranno invece per rendere nuovamente percorribili le provinciali 32 e 35. Oggi sono poco più che tracciere fangose per 15 km. L'ANAS ha già effettuato i carotaggi, il primo passo verso la messa in sicurezza. Sul fronte sociale arrivano i primi segnali concreti. Da lunedì saranno liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno per le famiglie sfollate della zona rossa. Le somme, trasferite dalla Protezione Civile regionale al Comune, rappresentano i primi veri ristori economici, ma centinaia di abitazioni restano ancora inaccessibili. E intanto cresce la mobilitazione. Mercoledì 25, a un mese dalla frana, fiaccolata organizzata dal Comitato Evento Franoso. In piazza cittadini, esercenti e comitati si chiederanno risarcimenti immediati, soluzioni sostenibili e una ridefinizione dei confini della zona rossa. Il corteo partirà alle 18 da Largo Giugno, attraverserà la SP12 e si concluderà al santuario di Maria Santissima del Bosco. Un segnale chiaro: Niscemi vuole risposte e le vuole subito. Adesso ci spostiamo nell'Agrigentino, a Canicattì. Il paese torna in piazza per chiedere l'acqua. Numerose le proteste per i turni idrici sempre più lunghi. Nasce un nuovo comitato, parte addirittura una raccolta firme per chiedere trasparenza sulla gestione del servizio. Davide Sardo. Canicattì scende ancora una volta in piazza per l'acqua. Dopo settimane di proteste per gli astenuanti turni idrici, nasce il comitato Azione Civica e parte una petizione popolare per chiedere l'accesso agli atti e la verifica dei bilanci di AICA, l'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia. Tantissimi cittadini si sono messi in fila al banchetto allestito nei pressi della villa comunale, una partecipazione compatta, trasversale che punta alla trasparenza.
Chi non è allacciato alla rete idrica ed ha la rete idrica, diciamo così, a portata di acqua, a portata di mano, deve fare il contratto. Lo dico di nuovo, deve fare il contratto. Quando però poi AICA, a fronte di questo contratto che è stato stipulato, non fornirà l'acqua e quindi si renderà inadempiente, faremo le azioni civili per quelle che sono previste dalle nostre norme. Il comitato chiede chiarezza sulla gestione del servizio idrico e sui criteri di distribuzione dell'acqua. L'obiettivo è ottenere documenti ufficiali e risposte concrete. L'ARERA ha parlato chiaro, voi ci dovete dare almeno 50-150 litri pro capite al giorno. Se questo non accade, questo non è un servizio, io non ho nessun obbligo a contrarre con AICA e AICA mi deve assicurare l'approvvigionamento idrico, altrimenti entrano altri diritti costituzionali. Una protesta civile ma determinata che potrebbe essere solo l'inizio di un movimento più ampio. A Canicattì il tema acqua resta una priorità e la tensione intanto non si placa. E adesso a Palermo, dove il figlio di un boss posta sui social una scena del film Il Padrino e subito è allarme sociale su una mafia che torna a diventare modello per le nuove generazioni. Ci racconta tutto in questo servizio Manlio Viola. Il fascino di Cosa Nostra torna prepotente nelle nuove generazioni, un allarme che cresce nella società siciliana e che adesso viene rilanciato da un evento social che crea ulteriore allarme. Protagonista il figlio minorenne di un boss di rilievo ed un post social che il ragazzo ha pubblicato negli ultimi giorni. Si tratta di un frame tratto dallo storico film di Francis Ford Coppola Il Padrino, un'immagine di Marlon Brando, Don Vito Corleone nel film, con Al Pacino, il figlio del boss Michael, sempre nel film. Un'immagine accompagnata da una frase che appare come un messaggio. Ho visto mio padre soffrire ma non l'ho visto mai mollare. Tu sei la persona che mi ispira. Ti amo papà. E poi un altro paragone chiaro, una fotografia propria con il padre. Un messaggio che inneggia al fascino di Cosa Nostra. Basti pensare che nella scena precede la storia di Michael Corleone che diventerà lui stesso un boss succedendo al padre Don Vito. Per gli inquirenti e gli studiosi di fenomeni sociali è solo un passaggio di una grande strategia di Cosa Nostra che dopo aver archiviato la stagione delle stragi torna a proporsi come stato alternativo, come ordine sociale, modello a cui ispirarsi, con i boss come potenti di quartiere a cui rivolgersi. Sullo sfondo il difficile tema delle famiglie di mafia, con la legge liberi di scegliere che ha introdotto un sistema che può togliere i figli ai boss, un sistema controverso anche all'interno della stessa magistratura. Adesso cambiamo decisamente l'argomento. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, scrive alla ONG Mediterranea sugli interventi effettuati appunto nel canale di Sicilia. Dalle parole del vescovo si legge che la politica fa scelte disumane sui migranti. Intanto sono 1000 i dispersi travolti dal ciclone Harry e commemorati oggi a Trapani. Il servizio di Lorena Dolci. È una strage, non una tragedia, consumata nel più assoluto silenzio. Il duro atto d'accusa dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, parla di scelte politiche disumane nel giorno della commemorazione delle vittime scomparse in mare nei giorni del ciclone Harry. 1000 dispersi senza nome né sepoltura, 15 corpi ritrovati sulle spiagge. Sono sinceramente dispiaciuto di non poter prendere il largo convoi ad accarezzare le martoriate acque del Mar Nostro, ancora scosse e scandalizzate dall'ennesima strage, scrive Lorefice in una lettera alla ONG Mediterranea Saving Humans. Queste vittime, aggiunge, sono l'ennesimo frutto delle scelte disumane dell'Europa e dell'Italia, capaci solamente di legiferare contenimento e abbandono e di colpevolizzare come criminali quanti prendono il largo. Per ricordarli oggi a Trapani una messa, una preghiera islamica e una civile e un lancio di fiori dalla barca a vela Safira da parte di Don Mattia Ferrari e del capo missione di Mediterranea, Luca Casarini. Che abbiamo ricevuto tanti messaggi di chiese di tutta Italia, vescovi, parroci, comunità di sorelle, di suore. La Chiesa cristiana è con noi nel riconoscere che questo è una cosa che va fatta. Mediterranea è in contatto con parenti e amici di molte vittime che chiedono di non dimenticare i loro cari dispersi in mare, di pregare per loro e di alzare la loro voce.
E in Sicilia è boom di assunzioni straniere. Ragusa è la prima provincia dell'isola, seguita da Catania e Siracusa. I settori dove c'è più partecipazione, più manovalanza straniera riguardano l'agricoltura, la ristorazione e la pulizia. Il servizio di Veronica Barbarino. Ragusa è la provincia siciliana con il più alto numero di lavoratori stranieri entrati nel mercato del lavoro nel 2025. È quanto emerge dall'analisi della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato di Mestre, che fotografa una crescita significativa del 147,5% di immigrati nelle imprese dell'isola. Un trend in linea con il dato nazionale, dove oggi un nuovo assunto su 4 non è italiano. Il primato regionale quindi spetta al territorio ebleo, dove la filiera agricola resta un pilastro produttivo e il contributo dei lavoratori immigrati appare ormai determinante per la continuità delle imprese. Alle spalle di Ragusa si colloca Catania con 7.630 ingressi, seguita da Siracusa e Palermo. A livello nazionale, come in Sicilia, è la ristorazione il settore che assorbe più manodopera straniera, davanti ai servizi di pulizia e all'agricoltura. Una trasformazione profonda del mercato del lavoro che riapre il confronto su integrazione, formazione e politiche di regolarizzazione di un sistema produttivo sempre più multiculturale. Sciacalli in azione nelle aree devastate dal ciclone Harry. Ad Aci Trezza un uomo si è introdotto nell'area del mercato ittico, attualmente inutilizzata per i danni appunto causati dal maltempo. Segnalato e fermato. Nel suo furgone erano state nascoste numerose grate di acciaio e un banco refrigerato in acciaio inox, rubati appunto poco prima dal mercato ittico di Aci Trezza nel Catanese. Si apre un nuovo capitolo giudiziario nell'indagine sui finanziamenti regionali destinati agli eventi del territorio nisseno. La Procura ha impugnato davanti alla Cassazione il provvedimento che aveva disposto il dissequestro delle somme al centro dell'inchiesta che coinvolge il deputato regionale Michele Mancuso. Il servizio di Rita Cinardi. Nuovo passaggio nell'inchiesta sui fondi regionali per gli spettacoli nel Nisseno. La Procura di Caltanissetta ha presentato ricorso in Cassazione contro il dissequestro delle somme di denaro nell'indagine che ha portato ai domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. La Suprema Corte avrà ora 30 giorni per decidere se confermare o meno la decisione del Tribunale del riesame, che aveva annullato il sequestro preventivo disposto anche nei confronti degli altri indagati. Secondo gli investigatori, tra gennaio e maggio 2025 si sarebbero verificati 3 passaggi di denaro con consegne da Tricoli a Mancuso per un totale di 12.000 euro. Nel primo episodio si parla di 5 marche, espressione che per gli inquirenti indicherebbe 5.000 euro in contanti, reperiti anche tramite un tabaccaio e seguiti da un incontro in un bar. Gli altri scambi sarebbero avvenuti in zone appartate tra l'area dell'Aspen e un'area di servizio. Per l'accusa, quei 12.000 euro sarebbero stati il corrispettivo per favorire l'associazione Gente Emergente, che ha ottenuto 98.000 euro di contributi regionali per eventi di intrattenimento. I magistrati ritengono non credibili le versioni fornite dagli indagati. Ora la parola passa alla Cassazione. E adesso a Catania, dove non c'è pace per la pista ciclabile di via Santa Sofia. Il tracciato è stato sventrato proprio in via Santa Sofia Alta da alcuni lavori di scavo, ma altri pericoli su tutto il percorso insomma minacciano anche i residenti della zona, che dicono: noi qui però non abbiamo mai visto passare una bicicletta. Il servizio di Tonino De Mano. È una pista ciclabile senza pace, con il tracciato spostato per la presenza di un balcone, senza mai aver visto un temerario ciclista, ed ora pure sventrata per lavori di scavo. Succede a Catania, dove per un motivo o per un altro la mobilità sostenibile si trasforma in insostenibile. Al posto del blu, che delimita il percorso riservato alle 2 ruote, prevale ora l'arancione del reticolato per un improvviso cantiere aperto per sostituire un cavo Enel ammalorato. Questo almeno il gergo tecnico dei lavori autorizzati dall'UTU, che ha chiesto rassicurazioni sul ripristino dello stato dei luoghi. Su modalità e tempi si vedrà, ma non c'è fretta, tanto da queste parti non si vede un ciclista. Non è percorsa da nessuno studente, da nessun catanese, non si vede mai un ciclista. La pista ciclabile non è mai servita a nessuno. Io per andare a casa mia qui non posso andare, devo fare il giro dalla via Santa Sofia con la fila sempre. E la pista ciclabile
Ma ha mai visto un ciclista? No, mai. Realizzata per collegare l'università con la metropolitana Cibali, questa pista ciclabile si è subito rivelata un flop. E che dire del palo pendente che incombe sulla curva, dell'immancabile tombino messo in sicurezza, si fa per dire, con alcune tavole di legno, dei sacchetti di spazzatura in bella mostra sui marciapiedi, a sua volta invasi dalle erbacce. In pochi minuti abbiamo visto di tutto e tutto, tranne i ciclisti. E adesso sempre a Catania continuano a far sorridere i video del cagnolino immortalato mentre buttava la spazzatura in una discarica non autorizzata. Si scatena a Catania l'ironia, ma pensate, questo video diffuso appunto dal comune, che ha denunciato ovviamente i fatti, è finito sulle televisioni internazionali, sulla CNN e sulla BBC, il servizio di Lorena Dolci. Ma solo due zampe. E sempre a proposito di cani, stamattina questo pitbull che vedete nella foto che la regia sta mandando in onda è stato avvistato dalla polizia mentre gironzolava all'interno dell'area di servizio San Demetro sull'autostrada Catania-Siracusa. Alla vista della pattuglia il cane si è introdotto nell'auto di servizio e non è più voluto uscire. Questa foto lo immortala mentre dorme tranquillamente sul sedile della volante della polizia. Al controllo è risultato senza microchip, in buono stato di salute, e quindi il lieto fine è che il cane è stato adottato poi da Camillo, uno dei poliziotti che è intervenuto appunto e che era immortalato anche lui in questa foto. Adesso parliamo di carnevale, perché in Sicilia il maltempo non ha fermato il carnevale, si è andate un po' più lunghi rispetto alle scadenze previste, a Sciacca, a Randazzo, ad Acireale, insomma tutte le sfilate in ritardo appunto a causa del maltempo. In questo servizio di Desiree Ferlito. Pioggia, rinvii e carri rimasti fermi ai box. In Sicilia il maltempo ha rallentato la corsa dei carnevali storici, costringendo organizzatori e comuni a riscrivere il calendario. Ma ieri sera, tra luci, musica e applausi, è andata in scena per molti comuni la serata conclusiva che ha rimesso al centro la festa. Ad Acireale, dopo giorni di incertezza legati alle condizioni meteo, i carri sono tornati a sfilare davanti a migliaia di visitatori. Una serata che ha fatto da preludio alla sfilata conclusiva che proclama i vincitori. Stesso copione al Carnevale di Sciacca, dove i rinvii hanno spostato in avanti il programma ma non hanno spento l'entusiasmo. Ieri sera le ultime coreografie hanno chiuso un'edizione segnata dal meteo capriccioso, ma salvata dalla determinazione di carristi e organizzatori. A Valderice, nel Trapanese, colori vivaci, atmosfere messicane e musiche coinvolgenti hanno trasformato le strade in un'esplosione di festa, conquistando grandi e piccini. Anche a Randazzo, in provincia di Catania, le condizioni atmosferiche hanno imposto qualche modifica al programma. La serata finale, andata in scena ieri sera, ha riportato in strada maschere e gruppi in costume, tra musica e tradizione ai piedi dell'Etna. Un carnevale in ritardo ma non sconfitto dal maltempo, anche quando il cielo è grigio, in Sicilia la festa più colorata dell'anno trova sempre il modo di brillare. E su queste belle e coloratissime immagini noi ci fermiamo, una piccola pausa e rientreremo subito dopo con un'ampia pagina di sport, di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, cominciamo dalla Serie B con il Palermo che continua a vincere e a fare bene. Rosanero inanellano il 14° risultato utile consecutivo, rifilando un 3-0 al Sud Tirol. Il servizio di Marco Gullà. Il Palermo vince nettamente 3-0 contro il Sud Tirol, mette dentro l'8ª vittoria consecutiva in casa e il 14° risultato utile di fila. Monza e Venezia rispondono alla vittoria dei rosanero che però accorciano sul secondo posto, adesso in mano proprio al Monza e distante 3 punti. La strada che il Palermo ha imboccato è quella che porta dritto in Serie A, vincere e convincere, un mix che la squadra di Inzaghi ha ormai nel suo bagaglio. Anche ieri al Barbera è andata così, dopo alcuni minuti di equilibrio il rigore segnato da Poyampalo
ha indirizzato il match verso le bandiere rosanero, poi il raddoppio di Leduaron, il jolly che nonostante la concorrenza riesce sempre a gratificare Inzaghi. E poi il tris di Ceccaroni che con qualche giorno di ritardo si è travestito da attaccante di razza. Il Palermo continua a non subire gol per la seconda gara consecutiva e inoltre segna 3 gol da 5 partite di fila, 15 reti in 450 minuti. Sono contento, è una bella giornata, mi auguro che questo record che insomma in A e B non ha mai fatto nessuno nella storia del Palermo convinca sempre di più i miei ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, che sono forti e che questo le loro prestazioni devono diventare la normalità, fare questi risultati. A centrocampo il Palermo adesso un nuovo Ranocchia, intraprendente costruttore di gioco. In difesa il punto di forza si chiama invece Ceccaroni. È stata una partita tosta come tante in Serie B, il Südtirol è sicuramente un avversario temibile che lotta su ogni pallone, siamo stati bravi nei momenti decisivi a essere precisi e puntuali e a fare il nostro dovere, a difendere la squadra e attaccare nella maniera giusta. Rosanero domenica all'Adriatico contro il Pescara. Adesso in Serie C dove il Catania si prepara ad affrontare il Giuliano al Massimino e poi la doppia sfida contro la Salernitana e il Benevento, doppia sfida che potrà dire molto sulle sorti di questo campionato. Il servizio di Tonino De Mana. Non mollare, il campionato deve vivere ancora tappe importanti, ma per presentarsi al meglio al duplice scontro diretto in trasferta contro Salernitana e Benevento, il Catania ha un solo obiettivo: battere il Giuliano, terzultimo in classifica, ma comunque in discreto stato di forma. I campani hanno conquistato 7 punti nelle ultime 4 gare e con Di Napoli in panchina sembrano aver trovato il giusto equilibrio. Dal canto suo i rossazzurri vogliono sfruttare la legge del Massimino, 12 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta e porta inviolata, differenza reti più 30, insomma il trend va incrementato e sfruttato. Questa parola fiducia è fondamentale, giocare con fiducia, il piacere di giocare come hanno fatto il mercoledì e in tante altre partite. Quello deve essere la nostra forza, un gruppo che chi parte dall'inizio, chi subentra, soprattutto in queste partite avvicinate, diventa determinante. Out i lungodegenti Aloi, Caturano, Cicerelli, Di Gennaro e Di Tacchio, 23 convocati con abbondanza comunque di uomini di scelte in difesa ed in attacco. Tuttavia mister Toscano sembra orientato a confermare l'11 che ha battuto il Trapani. Noi l'errore più grande che abbiamo commesso quest'anno è quando abbiamo pensato più lontano della partita che arrivava. Abbiamo già vinto, siamo i più forti, quello è l'errore più grosso che abbiamo e non si commette più. Si pensa al Giuliano e basta. Catania-Giuliano sarà raccontata da Telecolor con diretta stadio. Appuntamento mezz'ora prima del via, quindi alle 14, poi più di 3 ore live con le voci dei protagonisti, naturalmente in anteprima. E sempre in Serie C, successo per 2-0 del Trapani al provinciale contro la Cavese, una vittoria che dà speranze di salvezza alla squadra granata, mentre oggi in campo ci sarà il Siracusa contro il Sorrento. Il servizio di Sergio Golosi. 3 punti di speranza per il Trapani che dopo 4 sconfitte ritrova gioco e vittoria al provinciale contro la Cavese. Si ferma a 5 la serie utile dei campani, agganciati in classifica dai Granata a quota 28, in attesa di conoscere le decisioni del Tribunale Nazionale Federale nell'udienza del 9 marzo. In campo le motivazioni hanno fatto la differenza. La squadra di Aronica avrebbe meritato il vantaggio già nel primo tempo. Al minuto 35 il portiere della Cavese Boffelli ha parato a Matos il quarto rigore su 7 in stagione. Decisivi cambi di Aronica nella seconda parte di gara. Alla mezz'ora conclusione vincente dalla distanza di Celeghin, uno dei superstiti di inizio stagione. Reazione inconsistente della Cavese. Il raddoppio all'87esimo con un contropiede di Winkelmann. Difficile capire oggi quanto questo successo potrà pesare sul destino del Trapani, che ancora una volta ha dimostrato orgoglio e tanto carattere. Siracusa ad un passo dal baratro oggi a Potenza contro il Sorrento, senza gli infortunati cancellieri Valente, Bonacci e Pannitteri, con il rientro in mediana di Limonelli e Turati squalificato in tribuna, gli azzurri cercano punti sul campo prima dell'imminente penalizzazione che li spingerà in fondo alla classifica.
E per questa edizione del nostro TG Sicilia è tutto, non ci resta che ringraziarvi e darvi appuntamento con l'informazione interna Sicilia questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, proseguite di domenica a tutti.